Buonasera a tutte e a tutti. Andiamo ad iniziare questo incontro dedicato al nostro premio internazionale Trinechia, premio di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. Questa sera vogliamo discutere sul nostro progetto editoriale, l'antologia del nostro premio. E quale migliore occasione per poter chiacchierare insieme ad alcuni degli autori che sono stati pubblicati nel corso di questi anni e che sono qui stasera insieme a noi e che ora andrò a presentarvi. E sono degli autori che hanno partecipato con le loro opere autobiografiche e sono state selezionate dalla nostra giuria internazionale e premiati nel corso di varie edizioni. Questa sera noi iniziamo questa chiacchierata sull'esperienza delle autrici e degli autori che ci hanno donato anche le loro opere dopo aver partecipato al premio al nostro archivio. Vi ricordo che noi abbiamo un archivio che abbiamo denominato Archivio della Memoria e dell'Immaginario Siciliano, che raccoglie in tutti questi anni le varie opere autobiografiche che sono state depositate in questo archivio e che sono state realizzate o nel corso degli atelier di scrittura che si svolgono qui a Catania o nel corso delle varie edizioni del nostro premio. A me fa molto piacere questa sera ritrovare insieme sia il signor Calabrese che il signor Rivoli, perché ci siamo incontrati tanti anni fa nel corso della premiazione della quarta edizione qui a Catania al Monastero dei Benedettini, e nel tempo abbiamo cercato di ritrovarci insieme, quindi questa è un'occasione per poter discutere e parlare dell'antologia, parlare soprattutto cosa significa parlare dell'antologia, parlare delle vostre opere, parlare degli autori e quindi discutere insieme a loro. Posso dirvi qualcosa del mio lavoro, quello che ho presentato nella quarta edizione, che parla un po' della mia vita. Io sono nato in un piccolo paese dell'Ennesi. A 12 anni sono andato via assieme alla mia famiglia, sono stato sradicato dalle radici con le quali ero stato infarcito, avevo giocato per le stradine del mio paese, mi ero fatto molti amici e alla fine mi è dispiaciuto tanto doverli lasciare e credo che abbia pronunciato qualche parola di addio nei confronti di questi compagni di gioco che non avrei più rivisto in tutta la mia vita. E nel frattempo mi sono fatto altri amici, mi sono trasferito a Catania, dove sono creato una numerosa cerchia di amici e soprattutto ho conosciuto in questa città quella che poi doveva diventare mia moglie, anzi con la quale 2 mesi fa abbiamo festeggiato i 50 anni di matrimonio. Insomma, un bel periodo passato insieme. Naturalmente mi sono occupato nella elaborazione di questo scritto della mia vita, i lavori che io ho fatto in giro per il mondo. Io dopo una ventina di anni che ero venuto a Catania, poi mi sono trasferito io da solo, anche se ero sposato, sono andato un po' ramingo per il mondo, dove ho lavorato in parecchi paesi e mi sono occupato di tante cose, ho visto tante belle cose, tanti bei posti, anche brutti. Mi sono, ahimè, perduto in mezzo al deserto del Sahara e mi sono ritrovato dopo una giornata di cammino con la macchina, fortunatamente, e le ho viste di brutte, veramente di brutte. Ho visto tanti bei posti, ho visto savane, boschi,
tanti bei posti. E poi alla fine ho trascorso gli ultimi 10 anni in Italia, dove mi ero ritirato, dove mi sono occupato di altri lavori dei quali non pensavo mai di occuparmi. Prima mi ero occupato di lavori diciamo di ingegneria, ho fatto un paio di aeroporti, una strada lunga 350 km e altre cose, e mentre qui sono passato a occuparmi di binari, che non c'entrava per niente. Vabbè, e comunque ho trascorso, devo dire, una bella vita, una vita professionale abbastanza interessante, anche perché sono convinto tuttora che un anno di lavoro trascorso in questi paesi africani è come passare 10 anni in Italia. Si impara molto di più in un anno di lavori di sotto che non per 10 anni qui in Italia. Non so perché, però a me è capitato così. Purtroppo dopo 10 anni che mi ero ritirato in Italia mi è capitato un grosso incidente, ho avuto un ictus e quindi ho dovuto abbandonare il lavoro e tutto. Mi sono finalmente potuto occupare della mia famiglia, che avevo quasi sempre abbandonato. Abbandonato tra parentesi, perché mi sono dovuto occupare indirettamente di loro, perché dovevo provvedere al loro sostentamento. Bene, non vi voglio tediare molto, questo è grosso modo quello che ho fatto nella mia vita e che ho cercato di trascrivere in questo libro, nel quale fra l'altro io mi sono sentito un po' come una persona che si era ritirata in una terrazza situata in cima a un poggio che dava direttamente su una valle, e da questa valle io ho visto risalire tutti i miei ricordi di una vita e che venivano fuori pian piano, come se fossero i ricordi tirati fuori dai cassettini della mia memoria, ahimè tanto piccolini, ma d'altronde come anche piccolini al gusto questo storico locale, mitico e bellissimo, è piccolo anche questo, però è anche questo ricco di storia e di vita che magari non ci appartiene, però ci hanno vissuto dentro delle persone che possono raccontare tante cose. Questo è quanto. Grazie Angelo. Noi abbiamo scoperto la sua storia di vita anche grazie alla partecipazione che Angelo ha fatto negli atelier di scrittura dell'ODV Le Stelle in Tasca, e diciamo sono trascorsi diversi anni e diversi. Ho fatto 4 anni, tutti i 4 corsi, anzi 3 più 1 l'ho ripetuto. E abbiamo scoperto nel corso del tempo, abbiamo scoperto la sua storia, abbiamo ascoltato i vari racconti che si andavano elaborando, altri erano già stati redatti da Angelo Rivoli, e sono contento che la sua opera sia stata attenzionata dalla nostra giuria e sia stata valutata, perché merita veramente un riconoscimento. Alcune dei racconti, brevi stralci, sono stati letti e pubblicati sul nostro canale YouTube, che voi potrete ascoltare. Sono delle video narrazioni che ripropongono delle selezioni di testi dell'autobiografia di Angelo Rivoli, e voi troverete nell'antologia, questa è l'antologia della 4ª edizione, troverete anche un breve estratto. Purtroppo il numero di pagine è limitato, anche se sono 250, e quindi abbiamo fatto una selezione di tutte le opere premiate, delle prime 3 premiate per ogni sezione, e l'antologia presenta l'insieme delle varie sezioni, l'insieme delle varie opere, selezionando poi uno stralcio di ognuna di queste opere,
che ci permette comunque di comprendere un po' parte della storia che ci racconta l'autore o l'autrice e i racconti più significativi. Ecco, sono stati quelli che noi abbiamo cercato di selezionare. Le opere integrali sono eventualmente nel nostro archivio depositate e possono poi possiamo essere contattati come archivio per poterli poi condividere secondo le modalità di condivisione del nostro archivio. Con alcuni autori si è creato una certa vicinanza, familiarità, io direi anche amicizia in tutti questi anni. Ne sono molto onorato. Anche io, anche tutti noi dell'ODD Le Stelle in Tasca. Con altri autori che abbiamo conosciuto grazie al premio è nata in ogni caso anche lì una conoscenza molto significativa, perché condividere integralmente le opere che vengono date che gli autori ci consegnano e vengono lette dai giurati, anche da me come presidente della giuria, è sempre una scoperta e un arricchimento personale, conoscere le storie che ci vengono inviate e partecipano al premio. Il libro nasce da un'idea assolutamente casuale, spinto da una chiacchiera abbastanza prolungata avvenuta tra me e una signora che si chiama Marina Pinker, che io conobbi tanti anni fa su un viaggio che mi portava da Favignana, da Trapani a Palermo, che era un tragitto per me usuale, visto che io sto più tempo a Favignana che a Palermo. Ero sul pullman, accanto a me una signora assolutamente distinta, per benissimo, non era siciliana, si vedeva subito, anche perché appena si chiudono le porte dell'autobus, la signora apre la borsa, esce fuori un involucro all'interno del quale c'era un magnifico panino con la mortadella. Questa va per aprire il pacchetto, spara fuori un odore meraviglioso e si rende conto che in effetti poteva essere un problema questo odore, no? E mi fa, oh, scusi, posso mangiare? E io mi sa ridere con padre, ma guarda un po' questa pisana, che sensibilità che ha per me siciliano, su un pullman di persone siciliane che tutto hanno nella testa tranne che preoccuparsi di quello che il vicino può sentire. Dico, ma signore, ci mancherebbe altro, ti prego, mangi. E da lì cominciamo a chiacchierare. E siccome io, diciamo, onestamente un po' sono uno che può chiacchierare un po' di tutto, abbiamo chiacchierato della Sicilia, della sicilianità, della politica che regola la Sicilia, di tutta una serie di aneddoti, anche perché avevo anche storie politiche alle spalle mie da poter raccontare. E questa signora, che praticamente il panino non lo mangiò mai, stava lì a guardare incantata. E più parlavo, più vedevo che era interessata. Certe volte mi faceva domande e mi incalzava e io continuavo a parlare. Poi parlai della mia vita privata, della mia storia, della mia gioventù, dei miei figli, di tutte le cose che mi hanno successe, belle e terribili. Alla fine questa mi faceva, ma è ingegnere, mi dava sempre del lei, ingegnere, ma perché non scrivo un libro su questa tua vita meravigliosa, entusiasmante, perché è piena di alti e bassi, sembra un romanzo, ma davvero queste cose le ha vissute? Onestamente sì. E io dicevo infatti a questa signora, anche i miei figli mi chiedono di scrivere, anche per lasciare memoria storica di tutto quello che mi è successo. Se non che io avevo un problema. Io non sono capace a scrivere, non che non sia capace a scrivere in italiano, ma non riesco a stare dietro a quello che sono i pensieri che mi vengono nella mente. Per cui se a me vengono tutta la storia, io il tempo che scrivo, me la sono già dimenticata. Non riesco più ad avere la possibilità di scrivere quel concetto. Allora Marina mi fa, eppure io la posso aiutare. C'è una mia amica che in effetti fa la sceneggiatrice, però è una molto brava, dice, vi mette in contatto, lei si fa intervistare e racconta questa cosa all'amica mia. E così io conobbi Micaela Di Carlo, la quale Micaela Di Carlo
si è messa a casa mia, mette lei sul divano, io sulla poltrona, e cominciava a parlare per mesi. E lei registrava, e anche lei più entrava nella storia della mia vita, più voleva scavare. Io posso parlare pure con i vari personaggi di cui ho accennato, premessa. Tutto quello che ho scritto, nome e cognome, sono tutte cose vere. Non temo nessuna né querela né denuncia, perché sono tutti fatti veri, anche quelli negativi. Purtroppo dico, se uno ha la possibilità di leggere si rende conto con quale personaggi io certe volte ho avuto a che fare, drammatici personaggi che poi la storia e la verità ne ha fatto giustizia. E più parlavamo di queste cose, più lei si infervorava, e alla fine è uscito sulla via di casa. Ma la cosa più... Ancora, il primo Tinacria doveva ancora uscire fuori. Ma già i primi effetti devastanti il libro non me l'aveva provocati. Quali? Io ho seguito, nel momento in cui poi più parlavo, più seguivo questi puntini e più vedevo che si univano in una logica che a me fino a quel momento mi era sfuggita. Questa logica, questi puntini che io definisco il fato, ma un fato alla fine teleguidato. La chi? È un po' paranormale parlare di queste cose, però qualche cosa è accaduto, perché sì, uno in genere di qualche coincidenza uno ci può pure credere, ma troppe coincidenze è difficile poter credere che siano tutte coincidenze. E allora ho legato i vari puntini, la mia nascita, la mia adolescenza, legata a questa terra, a questa azienda, a questa campagna che è nei territori della provincia di Enna, Calacibetta. L'inizio della mia attività professionale, il successo professionale senza pari, intrecci tra professione e politica, grande imprenditoria, cose estremamente entusiasmanti. Che io un ragazzo, un giovane uomo che aveva tra i 28 anni e i 35-40 anni, onestamente davano un po' alla testa, tanto erano importanti questi significati. Tutto questo lasciava indietro la campagna, e più questa azienda, più questa cosa continuava a crescere, più mi allontanavo da questa ancora messa in fondo all'anima mia, al mare della mia anima. Dopodiché invece c'erano dei segnali, fammi capire, vai piano, dico, vedi, cerca di non allontanarti. Era come dei segnali, non lo so, nel cloud che abbastanza indistinti, ma siccome io questi segnali non li leggevo bene, e poi insomma, per farmi capire che io dovevo tornare sulla strada di casa, mi sono successe un sacco di disgrazie, tutte quante superate poi alla fine, a cominciare dall'infarto, poi con tutte le vicissitudini giudiziarie, con l'arresto, il massacro, con l'agonia, con l'impossibilità quindi di continuare a fare il mio lavoro, anche lì con i successi del dopo processi, no? del dire Subissano non c'entrava niente, Subissano era una persona per bene, e continuava ad essere una persona per bene, ma ormai il danno era fatto. E quindi la parentesi professionale è stata cancellata da questo giustizialismo. Io sono stato un precursore di tutti questi eventi che oggi in qualche modo alle menti libere sconvolgono e si indignano. E continua la gente a non capire che se non ci si indigna contro questa forma di abuso della giustizia, prima o dopo tutti quanti dovranno fare i conti con questi orrori. Io all'epoca fui uno, siccome parliamo del 98, 99, parliamo di 20 e rotti anni fa, io fui uno dei precursori che ha subito questo tipo di violenza, però seguendo sempre quei punti di quel fatto in cloud,
Però evidentemente mi rendo conto che la motivazione del perché questo è accaduto era legata al darmi uno strattone violento e a farmi capire che io non potevo staccare i piedi dal fango, dalla terra e dalle pietre della mia pizzetta, della mia campagna, e mi ha alla fine costretto a ritornare a casa. Oggi dico con grande felicità e con grande orgoglio, però certo poteva trovare una formula diversa mio padre al di là, diciamo, del posto in cui si trova, poteva trovare una formula un po' più indolore per cercare di convincermi a tornare a occuparmi dell'azienda di famiglia. E comunque anche quelle sono state esperienze meravigliose, anche se nella tragedia. Dopodiché Michela mi dice: Ernesto, guarda, è uscito fuori questa cosa, c'è il bando, il Trinacria, ci vogliamo provare? Ce lo mandiamo il libro, perché no? Io non lo conoscevo, onestamente non lo conoscevo. Quando poi ci hanno chiamato per comunicarci questa notizia, per me assolutamente inaspettata e insperata, io ho scoperto un mondo per me assolutamente sconosciuto, anche perché ho fatto sempre tutt'altro nella mia vita. Però, come posso dire, grande onore, grande merito a queste iniziative, perché non fosse altro fa conoscere non solo personaggi, ma fa conoscere storie che assolutamente rimarrebbero nell'alveo della famiglia che le ha vissute e che le ha scritte. Invece sono queste iniziative non solo altamente significative per le persone che vengono coinvolte, ma assolutamente indispensabili e fortissimamente utili per il fatto di poter condividere e veicolare il piacere di tentare di conoscersi al di fuori di queste schifezze di social, di conoscere persone vere che raccontano storie vere, vissute, emozioni, che altrimenti sarebbe impossibile scoprire. Che dire, io sono grato al dottore Velasco e alla struttura che lui presiede e organizza, perché mi ha fatto conoscere un mondo e una sensibilità alla quale io non credevo più. Se posso raccontare quello che ho vissuto e posso fare vivere, almeno in parte, alcune delle emozioni che io ho vissuto anche ad altri, a bello cuore, come si dice, no? A noi fa estremamente piacere averla qui questa sera, innanzitutto perché in quel famoso tentativo a distanza di incontro c'è stato questo problema tecnico, ma io le chiedo ancora cosa a distanza di questi, e quanto è trascorso dalla cerimonia di premiazione della quarta edizione, credo 2 anni, qualcosa. No, la quarta quando abbiamo detto no, di più 3 anni, almeno o 3 o 4 anni saranno passati, perché aspetta un attimo, te non lo puoi ricordare, perché con me quella volta c'era Andrea, ma voi ancora non eravate sposati, quindi tu sei sposato in 3 anni. Tu sei sposato, è giusto, sì, qualcosa. da 3 anni e mezzo o 4 anni, sì. No, io le chiederei che cosa a distanza di questo tempo, già in parte lo ha specificato, le ha dato Trinacria. Io mi rendo conto, ora poi le autrici, gli autori parlano sempre della propria opera come il mio libro, è il libro, no? Non stiamo parlando di libri pubblicati, di libri che sono stati riconosciuti in ambito letterario o in un altro ambito. Stiamo parlando di questa storia raccontata e scritta che viene conservata da ogni autrice e ogni autore. Quindi l'occasione che il Trinacria diventi un'occasione per poterla condividere, far conoscere, ci fa estremamente piacere, così come accade, Angelo lo sa, abbiamo conosciuto tante altre autrici, autori che frequentano gli atelier di scrittura, così come accade all'interno di questi gruppi, persone che hanno il desiderio, hanno nel cassetto questa storia che hanno già cominciato a scrivere, che essere accompagnati a farla diventare un progetto di scrittura diventa estremamente importante, e la difficoltà è riuscire a riconoscere la propria storia, riuscire a riconoscere
il giusto valore da attribuire alla nostra storia, no? E se Trinachia può dare anche questa sollecitazione per condividere ulteriori storie, credo che sia un progetto che valga la pena in cui investire tutto il nostro impegno come volontariato autobiografico con l'ODB Le Stelle in Tasca. No, ma infatti quello che io poco fa forse l'avevo detto chiaramente, dico, perché Trinachia è quella che dà la possibilità di veicolare, di far conoscere tutto un bagaglio di esperienza, di sensazioni, di emozioni e di storie che era destinata a rimanere nell'ambito della mia famiglia. Sì, vero, sollecitato da una persona estranea, ma era rimasta, doveva essere un ricordo per i miei figli, per i miei nipoti e così via dicendo. Invece ho visto che attraverso questo strumento, questa organizzazione, non solo ho potuto fare conoscere questa storia che mi riguarda e tutto quello che riguarda il contorno, perché all'interno di questa storia c'è la Sicilia degli anni 50, la Sicilia degli anni 60, c'è la politica, ci sono gli intrighi, ci sono tante cose. Il fatto di poter essere un elemento di supporto e di divulgazione di questa cosa è una cosa che mi riempie di grandissimo orgoglio. Essere qui davanti a persone che mi ascoltano e che probabilmente possono anche incuriosirsi di quello che possono cominciare a guardare su queste pagine, non può che inorgoglirmi. E questo devo essere grato a Trinachia, che ripeto, dico, senza avere minimamente idea di scrivere un libro mirato alla partecipazione di un concorso, invece poi me l'ha fatto conoscere ed è stato davvero un bello scambio di emozioni da parte mia e credo anche da parte vostra. Giovanni Domenico Russo ritorniamo indietro nel tempo alla prima edizione del premio Trinachia, che è stata un'avventura, e fu un'avventura per tutti noi e anche per le autrici e gli autori che hanno conosciuto Trinachia, e questo accadeva nel 2012-2013. E da allora poi abbiamo proseguito e siamo arrivati oggi all'avvio della 6ª edizione del premio. L'opera che è stata premiata, di cui è l'autore Russo, aveva per titolo "Da che ero filmando sale la nebbia ed avvolge Erice", e nella sezione dei racconti autobiografici è stata premiata come terza opera, e io mi ricordo nel corso della lettura, no, breve di un estratto di questo racconto autobiografico, che poi colpì molto, no, il pubblico, tanto che uscendo, quando si concluse la cerimonia di premiazione, qualcuno diceva: dov'è l'autore? Dov'è l'autore? Quale autore? Si diceva una signora che cercava. Che dolore hanno? Perché era la storia che avvinse un po' tutti, una parte di questo racconto, che era dedicata anche al nonno di Russo. E quindi mi fa piacere ritrovarti dopo così tanto tempo e darti anche la parola per parlarci di questa tua esperienza con Trinachia. Allora, a me fa un enorme piacere essere qua, perché come avvenne il tutto? Io avevo una brochure in macchina e con mia moglie, che è qui presente, e con mio figlio stavo facendo un viaggio che partiva da Catania per arrivare a Mazzara del Vallo e a Marsala. In occasione di questo viaggio accade qualcosa che è veramente particolare, che poi è narrata nella novella. Io mi trovo in una zona di Mazzara del Vallo a girare la zona cosiddetta della Casba. Girando la zona della Casba mi ritrovo in un cortile storico dove la dicitura espressa in maiolicato dice
che in sostanza qui aveva vissuto il famoso bandito Sata Liviti, che era una sorta di Robin Hood siciliano, famoso perché saltando i filari si riusciva a dileguare senza che i gendarmi riuscissero a prenderlo, ad acchiapparlo. Perché questa cosa è così importante? Perché per me è un ricordo di mio nonno, che mi narrava le favole di Esopo, di Fedro, eccetera, eccetera, compreso queste storie di banditismo. Mio nonno era un carabiniere, raccoglieva questi racconti storici e mi narrò questa storia di questo Robin Hood siciliano. E ricordando queste cose, mi iniziano a affiorare alla mente tutti i ricordi di mio nonno, quello che mi narrava sotto il pergolato, la storia, che poi diventa storia biografica mia personale. Io ero molto piccolo. Mio nonno inizia a narrarmi queste cose intorno ai 4 anni, poi io a 16 anni perdo mio nonno, però la memoria storica di questo nonno in me permane. Dopodiché, sempre a Marsala, trovandomi al centro della città, ricordo alcune cose sempre che mi raccontava lui e intravedo un signore con un Panama che somaticamente mi ricorda lui. La sera pernottiamo ad Erice con mia moglie e mio figlio e mi affiorano alla mente tutta una serie di ricordi di mio nonno. Tornato a casa, apro il bagagliaio, c'era la brochure del premio Trinachia. In 2 ore stendo questo racconto, che inizia con la mia nascita a Catania, col mio percorso di vita, con il mio essere dentro la storia con mio nonno che mi narrava tutta una serie di cose. E che è il filo conduttore di tutta questa storia, che finisce poi la novella stessa con me che cerco in qualche modo di leggere per la prima volta questa novella ai miei genitori per vedere se è veritiera rispetto ai fatti che ricordavo. Perché non so a quanti di voi sarà accaduto, ma penso a tanti, a volte i cortili grandi delle case, visti da grandi, sono piccoli. Ebbene, io sono ritornato in quel cortile sotto quel pergolato ed era grande. Sono fregato anche la prima volta, ti ricorderai che mi sono commossi per il nonno. Sì, ricordo bene anche la commozione di quella prima edizione, ma eravamo tutti molto commossi. È stata veramente un'edizione che è rimasta nel cuore di tutti. Allora, è difficile narrare di noi stessi, io questo l'ho capito in quell'occasione, però la commozione, il voler narrare, fu particolarmente bello in quella prima edizione, che poi, voglio dire, era una prima edizione. Ricordo il secondo classificato che era addirittura in una condizione carceraria di ergastolo, con una bellissima novella. Insomma, è stato un premio che ha aperto gli occhi alla narrazione dei fatti in Sicilia. Poi una volta ricordo che in seconda istanza, parlando con lui, ho detto: ma ragazzi, come mai francese, siciliano e italiano? E lui molto spontaneamente dice: ma perché il francese è una lingua internazionale che io conosco e mi piaceva farlo. E mi sono sentito a casa narrando questa storia. Non credo di voler dire altro. Allora, fai il Sì, ho partecipato a 4 atelier. Questo lavoro che è stato premiato risale al primo atelier di scrittura che ho fatto con la Lazio. Mi si è aperto un mondo, cioè un modo di vedere, di affrontare lo scrivere, che ho sempre scribacchiato, scritto così, insomma, in periodi, lascia, prendi, per conto mio, ma mai con questa metodologia che ho trovato interessantissima. Come diceva il collega di scrittura, mi sono sentita a casa, anch'io mi sono sentita a casa. Soprattutto negli atelier di scrittura, perché non è solo lo scrivere una bella pagina o cercare l'italiano rifinito, ma è piuttosto uno scavare dentro di sé, dentro la propria memoria, e non solo nella memoria personale ma anche quella degli avi, e trovare questo posto che è un posto riservato, appartato, protetto, dove non si teme il giudizio degli altri, non si teme dover fare la bella paginetta per prendere il voto,
dove tutto questo magma interiore, questo magma umano può trovare spazio, forma e venire fuori senza tante grosse preoccupazioni. E diciamo che sono partita col primo, non mi sono fermata più di laboratori. Adesso mi pare che sia il quarto che sto facendo, ma se ce ne saranno altri 20 li farò tutti volentieri. Anche perché ho visto che la mia storia personale l'ho riscritta 4 volte. Cioè ogni atelier è venuto fuori un libro e ogni libro affronta una parte diversa, una sfaccettatura diversa, la storia della mia nascita, il rapporto con le antenate, il rapporto con gli uomini. Ogni libro affronta una sfaccettatura della mia vita, è come costruire una collana, no? Dove porto dentro questa collana non solo i miei vissuti, ma anche tutti quei vissuti che mi sono arrivati per tradizione orale, per educazione, per cultura, per ambiente familiare. Cioè il sapore di un'epoca, gli anni 50, gli anni 60, il sapore di tutte le donne di famiglia che sono vissute prima di me e che hanno in qualche modo lasciato un'impronta su di me. No? Tutto questo trova spazio, è come un grande contenitore, un grande utero materno, protetto, tutelato, è un calderone dove tutto questo materiale umano, soprattutto questo materiale emotivo, no? Può essere rivisto, ripulito, prendere forma, essere presentato, permettersi di avere voce. Quindi non è un laboratorio di scrittura, la scrittura è l'ultima delle cose, è l'ultima fase, cioè il modo come poi tutto questo viene presentato all'esterno, attraverso la scrittura. La scrittura è solo uno strumento, è un mezzo, ma non è il fine è un altro. Ed è molto più profondo, molto più importante, molto più impegnativo, ma la scrittura ce lo consente, perché è un posto dove tutto sommato i nostri dolori, le nostre pene, le nostre miserie, le nostre vittorie, le nostre sconfitte, non solo le nostre, ma anche quelle di tutto il nostro entourage e di chi c'era prima di noi, possono essere viste, pulite, sistemate, accettate ed amate. Soprattutto amate, per quello che sono, senza giudizio, con tutte le miserie, con tutte le medaglie. E questa è una cosa molto preziosa, veramente. Soprattutto in un momento storico in cui siamo sempre soggetti alla critica, all'avvitamento. Ah, ma perché hai fatto questo? Ah, ma perché tu sei così, no? Questo spazio neutro, questo spazio protetto e tutelato è veramente un bene prezioso. Mi piace presentarvi Margherita Di Mauro a conclusione anche per il percorso personale, perché lei come altri ha anche partecipato ad alcuni atelier di scrittura, anzi molti atelier di scrittura che abbiamo realizzato come ODP Le Stelle in Tasca, e una breve nota: noi da quando abbiamo vissuto questa tragedia della pandemia, aprendoci da analfabeti, come dire, digitali al mondo di internet e via dicendo, stiamo anche realizzando dei gruppi di scrittura che possono lavorare anche a distanza e quindi mantenere dei contatti o coinvolgere delle persone che non risiedono nella nostra città. E Margherita Di Mauro ha partecipato a molti di questi atelier di scrittura che abbiamo realizzato nelle biblioteche comunali della nostra città di Catania. E poi non solo, oltre si è presentata con una sua opera autobiografica, è stata premiata, ma anche poi proseguito con un impegno come volontaria all'interno dell'ODP Le Stelle in Tasca, e oggi cura e ci aiuta a sostenere i gruppi di scrittura, è diventata anche una delle responsabili del gruppo di scrittura della nostra ODP. Margherita, prego. Allora, io avevo la voglia di scrivere la mia autobiografia e quando ho iniziato non conoscevo ancora Le Stelle in Tasca. Avevo iniziato, ma avevo scritto poche pagine
raccontando, come dire, un flashback in cui ero a passeggio con mia madre in via Etnea. E in quell'occasione io ricordo che ho raccontato tutte le mie sensazioni, i rumori, gli odori, i profumi. Per esempio in via Etnea, mentre mia madre mi teneva per mano, e sottolineo mi teneva, perché mia madre era molto possessiva e mi teneva per il polso, temendo che io molto piccola, avrò avuto 4 anni, potessi sfuggire ai suoi occhi. E c'era un odore pazzesco dei biscotti della Monaca. Non so se voi avete presente la via Mancini, che è una parallela di via Etnea, dove c'era questo biscottificio, dove adesso è solamente punto vendita, ma all'epoca proprio venivano confezionati e fatti proprio lì. E questo ricordo praticamente mi ha sì introdotto alla scrittura, però nello stesso tempo, raccontato quell'evento, mi sono bloccata. Non sapevo più come andare avanti. E quindi ho rimesso il mio quaderno nel cassetto ed è rimasto lì per un po'. Poi un giorno sui social ho visto che Le Stelle in Tasca stava promuovendo questo laboratorio di scrittura autobiografica. Era l'ultimo giorno utile per potersi iscrivere e io non me lo volevo assolutamente perdere, per cui ho mandato il messaggio, ma ho anche insistito perché fossi ammessa, e così è stato possibile. E non potete credere a quali emozioni io mi sono sottoposta partecipando a questo laboratorio. Il fatto di condividere con altre 11 persone, perché era un gruppo abbastanza folto, e dove perfettamente sconosciuti l'un l'altro raccontavamo o scrivevamo le nostre parti della nostra vita con un tale trasporto che veramente mi sento ancora molto legata a questo gruppo. Quando io incontro le persone che ne hanno fatto parte, c'è una luce particolare. Non posso parlare di amicizia perché ci siamo frequentati in quel periodo e poi magari con qualcuno ci siamo rivisti, con altri non più. Però devo dire che scatta qualcosa dentro di noi, io lo vedo attraverso lo sguardo ed è stato veramente bellissimo. Quando avevo appena concluso questo laboratorio di scrittura autobiografica, ho saputo che ci sarebbe stata la seconda edizione di Trinachia. E allora, guardando quello che era, diciamo, il programma di questo evento, mi sono detta sì, la mia è una storia ambientata in Sicilia e è raccontata in parte in italiano, in parte in dialetto e c'è anche qualcosa di francese, perché no? E così ho capito che dovevo quantomeno tentare di partecipare. L'ho fatto e con mia grande sorpresa ho capito di essere sul podio di coloro che erano stati premiati. È stata una bella soddisfazione e mi sono anche commossa, ma non perché la mia opera era stata, come dire, così bella da essere stata premiata, ma perché nella storia che io avevo scritto c'era la possibilità che i miei genitori, i miei nonni, la mia bisnonna, facendo parte di quella storia,
avevano anche loro una briciola di notorietà. Ecco, questo mi dava veramente molta emozione e molta gratificazione. Dopo aver partecipato al concorso e avendo avuto questo riconoscimento, non sono più riuscita a staccarmi dalle stelle in tasca. Ho continuato a frequentare i laboratori, anche perché la mia prima autobiografia raccontava dei miei avi fino ad arrivare a me, ma fino a 18 anni. E cioè dire, fino al momento in cui ho conosciuto un bel ragazzo che oggi è mio marito. E lui si è arrabbiato un pochino perché mi ha detto: ma come? Quando avevi scritto il meglio ti sei fermata? E allora questo un po' mi ha spinto a continuare ancora a scrivere. Nella mia autobiografia io parlo, non potevo evitare di parlare dei miei genitori, dei miei nonni, della mia bisnonna, perché comunque in ognuno di loro c'è qualcosa che si riflette in me e che ha fatto anche il mio carattere. Loro purtroppo non sapevano scrivere, o comunque in maniera molto così elementare, quindi non erano in grado di scrivere la loro storia. Però ci tenevano molto a raccontarmela, sempre. E io ho fatto in modo che, raccogliendo le loro testimonianze, ho potuto parlare di loro, addirittura usando le loro stesse parole. Perché quello della memoria per me è un pregio, ma è anche un difetto. Io riesco a ricordare le parole esattamente di come mi raccontavano il loro vissuto. E quindi questo è stato trascritto fedelmente. In questo mi ha aiutato la mia memoria. Purtroppo quando si ha però troppa memoria finisce che certe cose, per esempio quelle più brutte, non si dimenticano. E questo purtroppo è la parte negativa della memoria. Però posso dire che, avendo scritto anche quelle cose che all'epoca non mi piacevano, queste stesse sono riuscite a curare il mio passato. E di questo sono felice, veramente, perché oggi la mia vita è rivolta verso altro, verso il bello, verso tutto quello che veramente posso realizzare. Per me è tanto. Il titolo del mio libro era Volare oltre il muro, perché il mio piccolo mondo era racchiuso dentro un recinto e non era facile scavalcare. Solo volando si poteva uscire fuori. Ricordo che ero bambina e avrei voluto giocare con gli altri bambini fuori insieme a loro. E allora chiedevo a mia mamma: posso andare a giocare con loro? E lei mi diceva: sì, puoi giocare, però loro dall'altro lato del muro e tu da questa parte. Era molto protettiva e oggi mi stupisco di quello che riesco a fare, perché quando sono arrivata a festeggiare il mio mezzo secolo di età, praticamente io ho fatto un bilancio, ma tutte le cose, mi sono detta, ma tutte le cose che io volevo fare, che fine hanno fatto? E facendo un calcolo su quello che era stata la vita media di chi mi aveva preceduto nella mia famiglia, mi sono accorta che era venuto fuori un numero come 60.
Però ho detto io ho solo 10 anni davanti per poter fare tutto quello che non sono riuscita a realizzare. E mi sono messa d'impegno. E allora ho realizzato di scrivere la mia autobiografia, ho imparato a dipingere, che era la cosa che avrei voluto fare fin da bambina, ho frequentato dei laboratori di recitazione perché mi piaceva fare l'attrice, non lo diventerò mai chiaramente, però anche quella possibilità di poter arrivare una volta l'anno a partecipare ad uno spettacolo in cui sono una dei protagonisti, per me va benissimo. Ho ancora molte cose da realizzare, attenzione, anche se quel numero 60 l'ho appena raggiunto quest'anno. E non mi arrendo, dico ci arriverò, senz'altro, perché io voglio realizzare tutto quello che volevo. Come volontaria del gruppo Le Stelle in Tasca, devo dire che mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato che non esistiamo come persone individuali, ma bisogna anche protendersi verso gli altri, ascoltare. L'ascolto sensibile, predica sempre Orazio. E tramite questo ho capito che molte volte ci sono delle storie, ascoltando le partecipanti ai laboratori di scrittura, sia biografica che autobiografica. Ci sono delle storie che ci lasciano un po' perplessi, perché o sembra che stiano parlando proprio di noi, oppure sembra che parlano di un mondo diverso, talmente diverso che non riusciamo. E allora questo confronto si mette poi stranamente in automatico in equilibrio e ci fa capire che dobbiamo accettare le persone così come sono, con i loro pregi e con i loro difetti, perché questo ci può dare molto, tanto. Grazie. Grazie a Maria Rita Di Mauro, e permettetemi, prima di poter condividere alcune vostre impressioni, riflessioni su questo incontro, di ricordare insieme anche alle nostre compagne di scrittura e compagni di scrittura che la quarta edizione del premio, l'antologia, è stata dedicata a due nostre carissime amiche e compagne di scrittura che sono venute a mancare, Ada Pizzo e Mariella Tringale. E quindi tutto il nostro affetto per queste due donne, e conserviamo le loro memorie e condividiamo il ricordo della loro partecipazione ai nostri gruppi. Sono molto felice che l'organizzazione Stelle in Tasca è riuscita a riprendere, grazie anche al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Aci Castello, degli eventi in presenza. Noi siamo stati su una piattaforma Zoom quasi 2 anni e devo dire che il primo evento che abbiamo potuto realizzare in presenza, che si è svolto una decina di giorni addietro, è stato per noi volontari molto emozionante, perché non ci incontravamo da tanto tempo, non vedevamo i nostri utenti da tanto tempo, e questa celebrazione di Trinachia oggi, raccogliendo le varie edizioni del premio e varie testimonianze, io le ho vissute tutte perché sono stata uno dei soci fondatori, quindi ricordo benissimo la prima edizione, che fu veramente una grande sperimentazione, perché questo premio non era conosciuto, non aveva una storia e non sapevamo se gli autori e le autrici
avrebbero scommesso su questo premio donandoci i loro racconti. Invece questa prima edizione è rimasta per noi veramente un'esperienza bellissima e molto gratificante, perché sono arrivate a noi delle storie bellissime, noi non ce l'aspettavamo. Per noi è stato lo slancio di continuare, di migliorare sempre più i nostri progetti, renderli fruibili, grazie alla costituzione di un archivio della memoria dell'immaginario siciliano che raccoglie non solo le opere che giungono al premio Trinachia, ma anche tutte le storie di vita dei laboratori, gli atelier di scrittura biografica, autobiografica, e poi ci sono anche dei donatori. E il nostro archivio ormai è un archivio conosciuto, tra l'altro noi siamo all'interno della rete degli archivi europei EDAC, e quindi con piacere a volte riceviamo anche delle storie che ci giungono da tutta Italia, di persone che hanno vissuto una storia in Sicilia e la vogliono condividere con noi. Quindi Trinachia è un progetto a cui io sono particolarmente legata, e mi ha fatto piacere rivedervi oggi e ricordare le varie edizioni e tutte le emozioni che hanno scaturito in noi.